Più buio di mezzanotte non può essere, così recita un detto tipicamente messinese che fotografa perfettamente l'attuale situazione della formazione giallorossa, che all'11ª curva del campionato di Serie D ospita in un franco scoglio che gli è ormai ostile il Portici di Mister Chianese. La sconfitta nel turno infrasettimanale contro il Città di Messina ha velocemente spazzato via quanto di buono si era visto nell'ultima uscita interna contro il Gela e rispedito la compagine guidata ora da Oberdan Biagioni in fondo alla graduatoria. A proposito di tenebre, l'ACR quest'oggi dovrà fare ancora a meno di Arcidiacono, al quale va aggiunta l'assenza di Genevieve squalifica. Mister Biagioni così è costretto a gettare subito nella mischia gli ultimi due arrivati, Lundqvist e Ibojò, che completano con Porcaro e Russo la linea difensiva. Davanti a loro Bossa, Biondi e Traditi, tridente con Rabbeni, Petrilli e Gambino. Fischietto di fermo affidato a Fabio Catani, sui assistenti Piatti di Como e Consonni di Treviglio. Appena 3 giri di lancette ed è Sorrentino subito a provarci dalle parti di Iragone con questa punizione defilata dal centrodestra che termina però abbondantemente alto. 3 minuti più tardi ci prova il Messina sugli sviluppi di un corner di Petrilli, la sfera resta lì per Traditi, stoppa Gambino, Ibojò gonfia la rete ma a gioco fermo era infatti oltre la linea difensiva del Portici, ancora Petrilli a scodellare dentro l'indirizzo di Gambino, questa volta è Lundqvist che potrebbe correggere in porta sul secondo palo ma non c'entra il bersaglio grosso, ci prova allora ancora Gambino che si sta dannando l'anima ma non riesce proprio a trovare la via del gol. Dall'altro lato invece Nappo si rende molto pericoloso con questo destro al volo che testa i riflessi di Iragone. Siamo al minuto 27 quando è Petrilli che calcia direttamente in curva nord, un tiraccio per il numero 11 della CR Messina che prova a rifarsi sull'azione successiva a mettere dentro per Rabbeni che sforbiciato non inquadra lo specchio della porta difesa da Marone, allora si rende pericoloso il Portici, lo fa al 29esimo con questo palo esterno di Nappo, sovrapposizione di Russo servito coi tempi giusti da Petrilli all'altezza del dischetto del calcio in rigore, però ancora una volta Gambino riesce a correggere in rete, sempre Russo che ci riprova ma ha la stessa sorte questa volta, la torsione del numero 9 della CR Messina. Ci prova allora Lundqvist sul binario opposto a servire dentro sempre per Gambino e invece Biondi che non riesce a impattare bene la sfera, si dispera la CR Messina di Mister Biagioni, gran mole di gioco prodotta che qui però non è riuscita a scalfire la porta difesa da Marone. Ci ha provato anche con questo colpo di tacco Traditi, è stata questa l'ultima emozione del primo tempo, squadre negli spogliatoi sul parziale di 0-0, comincia a rumoreggiare la curva sud, i pochi presenti quest'oggi al Franco Scoglio non sono per niente contenti di questo risultato che però risulterà ancora peggiore quando Sorrentino raccoglie il cross dalla destra e lo deposita alle spalle di Iragone. È il quarto gol stagionale al Franco Scoglio per l'attaccante del Portici che potesse cambierebbe residenza a Messina all'occasione di raddrizzare una gara storta. Però la formazione di Mister Biagioni questo calcio di rigore assegnato per atterramento ai danni di Petrilli, è lo stesso numero 11 della CR Messina che andrà alla battuta, terrorizzato però calcia forte in bocca a Marone che coi piedi riesce a neutralizzare. Si resta sullo 0-1, comincia la contestazione dei pochi presenti al Franco Scoglio, si sentono ora solo i tifosi del Portici. Russo allora ci prova a spingere a CR Messina, palla dentro di Petrilli per Rabbeni, prova a svettare con la forza della disperazione ma il suo colpo di testa termina a fondo campo. Portici che ora a prateria in contropiede prova a prendersene, questo tentativo però termina in bocca all'estremo difensore della CR Messina Ragone. Ancora Messina in avanti, questa volta è il neoentrato Carini a rientrare sul destro, anche la sfortuna contro la formazione del presidente Sciotto. Sicuramente non è bravo ma nemmeno fortunato a questo gioco il presidente bianco scudato. Portici che potrebbe raddoppiare ancora con Nappo, gran destro dalla distanza che scalda i guantoni di Ragone. Non esiste più la difesa della CR, fa quello che vuole il tridente offensivo di Mister Chianese che non riesce però a trovare il gol del raddoppio, sempre con Nappo girandola di cambi che vede coinvolto uno dei migliori in campo Fabio Bossa che lascia spazio a Cimino, a seguire anche Ibojò per Dascoli a fare il suo ingresso in campo. Calcio di punizione per il Portici dai 20 metri, punizione interessante, parabola sulla barriera, non riesce a inquadrare lo specchio della porta difesa da Aragone, avrebbe l'occasione di raddoppiare proprio allo scadere però il Portici con questa incursione centrale e miracoloso Aragone sull'inserimento di Marzano. Termina così al Franco Scoglio, game over tra i fischi dei tifosi presenti nella curva sud. Il Portici si impone sull'ACR Messina clamorosamente per 1-0 e la quarta rete al Franco Scoglio di Sorrentino. Il Portici infatti torna dalle 2 trasferte di Messina con 6 punti all'attivo. Un saluto allora da Claudio Costanzo, aspettando tempi migliori.